Con Alessandro Loreo qua vicino alla statale per l'inaugurazione di questa palestra, ma non solo, anche un straordinario campo di padel. Spiegaci Alessandro da dove nasce questa passione e perché proprio Loreo. Allora, noi siamo nati 4 anni fa con solo la palestra di CrossFit, si chiama CrossFit Laurus, e dopo 4 anni abbiamo avuto l'occasione per un ampliamento e abbiamo trovato un locale nel quale posso ospitare anche più attività: CrossFit, sala pesi, sala danza e pole dance. E all'esterno, sulla nostra area esterna, sul nostro parco, abbiamo anche un bel campo da padel. È un'attività che coinvolge tanti ragazzi, tanti giovani, e comunque si recupera un edificio che diversamente sarebbe stato destinato a rimanere chiuso per sempre. Quindi un qualche cosa di utile che comunque in un qualche modo crea anche benessere e interesse per tutta la comunità. Vederli interessati a uno sport che comunque è benessere e qualità della vita è assolutamente una cosa positiva sotto il punto di vista anche sociale, perché spesso i giovani, adesso questa è un'età che sanno già cosa vogliono e già cosa vogliono intraprendere sotto il punto di vista anche di percorso della vita, però spesso i giovani, i figli, noi abbiamo sempre in mente i figli, le nostre generazioni che devono crescere, devono prendere la giusta via, la retta giusta, il cammino giusto. Questo penso che sia un modello da imitare e da caldeggiare sotto il punto di vista sia amministrativo ma anche sociale, perché comunque creare un indotto sotto il punto di vista sportivo e di benessere penso che sia assolutamente positivo per tutta la comunità di Loreo.